La nostra puntata di oggi, il punto, prima di cominciare, oggi parleremo di sicurezza, di manifestazioni, di cortei, di forze dell'ordine e anche ovviamente della polemica politica tra il centrodestra e le opposizioni, il centrodestra di governo e le opposizioni sull'uso delle regole in questi cortei. Lo faremo ovviamente con tanti ospiti qualificati, però in questa anteprima introduciamo il tema, no? E lo facciamo come sempre con Totò Calì. Qualche vignetta, ciao Totò! Tutti, ciao. Ciao, veloci, facciamo vedere un paio di vignette e poi partiamo. Eccomi Ti qua. vedo, sì. Allora, bello come sempre. Allora, vai. Bisogna sapere usare il bastone e la carota. Ecco, subito cominciamo. La carota al posto giusto, no? Andiamo avanti, dai. Andiamo avanti. Gli studenti annunciano nuovi cortei. Stavolta mi sono allenata, non mi prendi. Palestrina. Palestrina, ecco, questo è un tema, tra l'altro, che approfondiremo anche nella puntata di oggi. Andiamo, l'ultima. L'ultima? L'ultima. Va bene. Siete stati a scuola? Sì. E cosa avete appreso? Lui ha preso un pugno e io una mancarellata. Ridi tu alle tue vignette, ma non si fa. Qua gli ospiti che stanno vedendo, adesso io non li faccio vedere perché li svelo appena mandiamo la sigla, però gli ospiti stanno ridendo tutti, insomma, quindi anche questa volta hai fatto un buon lavoro. Ci vediamo subito dopo per altre vignette. Chiudiamo l'anteprima, sigla e poi cominciamo con la nostra trasmissione di oggi. Bentrovati, buon pomeriggio, altro appuntamento con il nostro approfondimento, il punto, l'approfondimento che si occupa di politica. Oggi parleremo di politica, ma parleremo anche di cortei, di forze dell'ordine, di manifestazioni, di manganelli che hanno influenzato anche il voto alle ultime elezioni in Sardegna. Non è un mistero che appunto quelle manifestazioni di Pisa finite, concluse con le manganellate agli studenti, abbiano in qualche modo indirizzato il voto verso il candidato di centrosinistra alle elezioni in Sardegna, che ha vinto per poche migliaia di voti in più rispetto al candidato di centrodestra. Quindi su questo discuteremo appunto di quanto è sottile il limite tra le manifestazioni spontanee e le regole che bisogna tenere in queste manifestazioni. Chi ha ragione? Il paese si è spaccato, si è diviso, lo vedremo anche con alcuni sondaggi forniti dall'Istituto Demoscopico SVG, quindi insomma anche scientificamente vedremo come gli italiani hanno percepito questi fatti appunto che si sono verificati a Pisa, ma che in passato si sono verificati anche in Sicilia, a Catania, diverse volte. Con me in studio vi presento gli ospiti: Pierpaolo Montalto, segretario regionale di Sinistra Italiana. Buonasera Montalto. Buonasera a tutte e tutti, buonasera a voi. Tommaso Vendemmia del Sindacato Italiano degli Agenti di Polizia, quindi un poliziotto vero e proprio. Buonasera Vendemmia. Buonasera a voi e a tutti. Riccardo Monti del Sindacato Italiano Militari Carabinieri, quindi un carabiniere. Questi sono due operativi, oltre ad essere sindacalisti, sono due che partecipano dall'altro lato, anzi da un lato delle manifestazioni. Montalto partecipa con il suo partito, spesso dall'altro lato. Partecipo tante volte. Opposto a loro. In collegamento il senatore Salvo Sallemi di Fratelli d'Italia. Buonasera senatore. Buonasera a voi. La senatrice Dolores Bevilacqua del Movimento 5 Stelle. Buonasera, un saluto ai telespettatori e agli ospiti. È la prima volta che la senatrice viene con noi, quindi le diamo un benvenuto un po' più caloroso. Sallemi già è venuto altre volte, quindi insomma ci fa piacere avere per la prima volta anche la senatrice Bevilacqua. Allora benvenuta senatrice. E poi Antonio Condorelli, che ci abbiamo collegato, oggi è andato fuori, vedete la telecamera dietro di lui, va sempre a fare le sue super inchieste. Ciao Antonio. Buonasera, è un piacere. E con noi in studio ovviamente non manca e non può mancare Michela Giuffrida, la collega Michela Giuffrida. Ciao Michela. Ciao Luca, buonasera a tutti i telespettatori, buonasera agli ospiti. Allora, prima di farvi e di sentire i vostri pareri sull'argomento di oggi, io vi faccio vedere un video che riassume in qualche modo gli ultimi giorni, l'ultima settimana, gli ultimi 10 giorni, diciamo dagli scontri di Pisa in poi, per vedere il Paese come ha reagito, il Paese intendo le istituzioni. Ci vediamo questo servizio che ha confezionato per noi Ottavio Longo e poi ne discuteremo insieme e daremo il via al nostro dibattito. Il servizio.
Fare il poliziotto, fare il carabiniere, fare il vigile del fuoco è sempre un mestiere delicato, dove chiunque può sbagliare, come ogni altro essere umano. Quello che non accettavo da ministro, non accetto oggi da vicepresidente del Consiglio del cittadino italiano, è la messa all'indice della polizia italiana con un corpo di biechi torturatori. Anche perché, ripeto, se uno va in piazza tutti permessi, senza insultare, senza aggredire, senza minacciare, senza sputare, senza spintonare, non ha nessun tipo di problema. Tutti auspichiamo che le manifestazioni pubbliche si svolgano pacificamente e senza... Di Pisa, a cui può essere accaduto lo scontro, una manganellata sbagliata, si sono auto-identificati. È la dimostrazione dell'etica pubblica e di un corpo di polizia sano, anche grazie alla presenza democratica dei sindacati di polizia come il SIAP. Abbiamo chiesto un ampliamento delle bodycam a tutti gli operatori e non soltanto ad alcuni operatori, perché vogliamo garanzia sia per chi manifesta ma anche garanzia per coloro i quali devono garantire quali manifestazioni. E questo è il racconto dell'ordine pubblico. Commentiamolo intanto dal punto di vista giornalistico. Michele e poi Antonio. Beh, le immagini che abbiamo visto, viste e riviste per decine di volte, sono sempre altrettanto drammatiche. È un dramma che si rinnova, una sensazione terribile. E commentarle dal punto di vista giornalistico, una su tutte. Intanto l'Italia si è divisa davvero in due fazioni, tant'è vero che poi dopo il messaggio del presidente Mattarella c'è chi ha interpretato le sue parole come un attacco alla polizia, il ministro Piantedosi come il difensore delle forze dell'ordine. Ecco, a me spaventa proprio questo, al di là dei fatti che andremo naturalmente ad analizzare. In studio con noi ci sono degli ospiti che potranno aiutarci a farlo. Mi spaventa il clima di divisione del paese e la strumentalizzazione che arriva da entrambi gli schieramenti, perché guardate, ovviamente il sentimento di attacco alle forze dell'ordine è una cosa che deve preoccupare. Allo stesso modo posso dire, e tutti lo possiamo rilevare, che queste manifestazioni continuano a ripetersi, perché i fatti di Pisa vengono dopo quelli di Torino, vengono dopo quelli di Catania e tante altre manifestazioni dove diciamo il filo conduttore è quello del mantenere la calma al di là delle regole. C'è chi dirà che la manifestazione non era autorizzata e poi si risponderà che però non si risponde a dei ragazzi che manifestano con l'uso dei manganelli, ed ecco diciamo l'appello del Capo dello Stato. Rifletterei sul clima che divide questo paese da un po' di tempo a questa parte sempre di più, è Antonio. quello che deve farci seriamente preoccupare. Antonio, poi sentiamo i politici. I ragazzi avanzano verso un cordone della polizia che viene predisposto proprio per bloccare l'avanzamento. I ragazzi possono essere fermati, ma non manganellati, perché quei ragazzi non avevano i bastoni in mano. Ci vuole un principio di proporzionalità. Questa cosa non deve venire mai meno quando ci sono dei tutori delle forze dell'ordine, perché loro devono garantire anche l'applicazione delle leggi e soprattutto devono rappresentare lo Stato anche nei confronti di chi sbaglia, ma non devono sbagliare. Se i ragazzi avanzano, i poliziotti devono fare un cordone, devono essere compatti, devono evitare che il cordone venga sfondato, ma se i ragazzi non hanno manganelli, se i ragazzi non stanno lanciando bombe carta, non possono spaccare la testa dei ragazzi. Io sono dalla parte delle forze dell'ordine da sempre, sono anche dalla parte di chi manifesta per i propri diritti. Non c'è stata la proporzionalità, deve esserci la proporzionalità. Allora, cominciamo con i politici, cominciamo dal governo, sentiamo la voce del governo rappresentata oggi in trasmissione dal senatore Salvo Sallemi, che è siciliano, che ha vissuto in prima persona appunto dai banchi del governo questa situazione, ha sentito ovviamente le ragioni e porta qui le ragioni del centrodestra. Senatore Sallemi, ha visto queste immagini insomma certamente forti. Michela Giuffrida ha detto c'è un paese diviso in realtà su questa questione. Che ne pensa intanto lei e come è vissuta questa questione dal governo? Diciamo, in realtà è anche ovviamente una questione politica, perché come abbiamo detto all'inizio in trasmissione, in premessa, guardate che queste manganellate hanno influenzato in qualche modo anche il voto in Sardegna. Si voterà nelle prossime ore anche in Abruzzo e poi altre elezioni regionali fino al voto delle europee. Senatore Sallemi. Io non penso che il voto della Sardegna sia stato influenzato dalla questione afferente le cosiddette manganellate. Io partirei da un dato che mi sembra abbastanza chiaro, così cerchiamo di fugare anche il campo un po' da quelle che sono, a mio avviso,
delle imperfezioni di fondo. Da quando c'è stato l'attacco di Hamas, ossia il 7 ottobre 2023, in Italia ci sono state all'incirca 1000 manifestazioni a sostegno della Palestina. In queste 1000 manifestazioni a sostegno della Palestina, nel 97% dei casi non ci sono stati nessun tipo di problema. L'altro 3% dei casi si è verificato nel momento in cui ci sono state delle forzature a norme di legge che dispongono che tutte le manifestazioni che devono essere fatte garantendo il diritto che hanno gli altri di poter vivere tranquillamente i loro spazi, che possono essere negozi, case, città, e in quel momento in cui viene forzatura ci sono purtroppo delle situazioni limite che possono sfociare, ahimè, in quello che è accaduto sia a Firenze che a Pisa. L'anno scorso ci sono stati 120 agenti di polizia feriti durante manifestazioni e scontro, e non mi sembra che nessuno si sia alzato o abbia mai manifestato sostegno a chi lavora nelle piazze per difendere la nostra sicurezza. Poi, se noi vogliamo ragionare sul gioco della strumentalizzazione che ho sentito fare più volte, cioè sul fatto che in Italia non ci sia un diritto di manifestare, che la polizia è aggressiva, che i carabinieri sono aggressivi, che i finanzieri sono aggressivi, che si ha voglia di colpire con manganellate minorenni, questa è strumentalizzazione, consentitemi. Uno, perché durante una situazione di grandissima difficoltà in cui devo garantire l'ordine pubblico contro un corteo che è in numero maggiore rispetto a quelli che devono garantire l'ordine pubblico e che spinge senza nessuna autorizzazione su una strada che è un budello che porta a una piazza più larga, io non ho il tempo di capire se c'è un minorenne o se c'è un maggiorenne, perché non è che chi viene a manifestare con i pantaloncini e con lo zainetto che mi fa capire che è un minorenne. È una situazione di tensione, nelle situazioni di tensione si interviene purtroppo, ahimè, quando non si può fare in maniera diversa, con la forza. Sono d'accordo con il Presidente della Repubblica, ogni volta che arriva una manganellata è un problema, c'è qualcosa che non ha funzionato e sicuramente non aiuta e può essere una sconfitta. Se qualcuno ha sbagliato, come ha detto il Ministro dell'Interno in Senato, ci sarà un'indagine interna e risponderà, ma dire che la polizia in Italia è contro i diritti civili e sulla libertà è una menzogna e chi la sostiene strumentalizza. Allora, senatrice Bevilacqua, intanto a lei chiedo subito, essendo dello stesso partito di quella consigliera regionale che ha detto hanno fatto bene gli studenti a sputare, dice cosa volete che sia uno sputo in confronto a una manganellata, dico, è questa anche la sua posizione? Sulla posizione della consigliera fiorentina siamo stati subito chiari, una scemenza resta una scemenza da chiunque venga detta, e la stessa consigliera ha immediatamente chiesto scusa nel momento in cui si è resa conto dell'enormità della stupidaggine che aveva detto. Senatrice, detto questo mi deve fare in modo una ancora premessa. più maldestro. La rettifica è stata forse più maldestra della dichiarazione. Avrebbe fatto meglio tacere, sono assolutamente d'accordo, ecco, ma ha tentato a modo suo di mettere una pezza che probabilmente è stata peggiore del buco, ma penso che nel momento in cui vi dico che una stupidaggine resta una stupidaggine, penso che non ci sia molto altro da aggiungere. Ho un fastidioso ritorno in cuffia, se per favore la regia riesce a eliminarlo. L'accontentiamo subito, guardi, bassiamo subito il ritorno. A questo punto invece vorrei fare 3 notazioni, sì. Una fattuale e 2 politiche. La notazione fattuale è che le immagini che abbiamo visto hanno ben poco da accertare, perché che si trattasse di minorenni o di maggiorenni, si trattava comunque di giovani a volto scoperto, con dei libri in mano che stavano avviandosi verso una piazza. E le manganellate sono una sconfitta, per come dice il Presidente della Repubblica, perché in quel momento oggettivamente e sotto gli occhi di tutti non c'era nessuna situazione di pericolo nei confronti né delle altre persone né tantomeno delle forze dell'ordine. E faccio anche una debita premessa, io sono figlia di un ufficiale dei Carabinieri, e sa bene il vostro ospite in studio, il rappresentante del sindacato dei Carabinieri Monti, che quando si fa parte dell'Arma dei Carabinieri si è una famiglia e non si esce mai dall'Arma dei Carabinieri. Per cui è chiaro che da parte mia, come da parte di tutta la mia forza politica, la solidarietà e il sostegno alle forze dell'ordine non viene mai messo in discussione dagli atteggiamenti o dai gesti sbagliati, purtroppo riconducibili a singoli esponenti, e questo è il dato di fatto. Però mi dovete consentire di fare anche 2 notazioni politiche.
C'è stata una dichiarazione della Presidente Meloni che mi ha lasciato veramente esterrefatta, perché la Presidente Meloni nel commentare i fatti ha dichiarato che non accettava lezioni su uno Stato, insomma, su un governo che usava il pugno di ferro nei confronti dei manifestanti, perché lei è quella che ha solidarizzato con i manifestanti di Trieste. Ricorderete tutti le scene in periodo di pandemia, quando dei Novax bloccarono per una settimana il porto di Trieste, impedendo lo svolgimento di azioni che servivano ed erano relative, insomma, al transito di merci, a tutti quei lavori che servivano a tutta la popolazione triestina, ma comunque di tutta Italia. Ebbene, il fatto che la Meloni si sentisse in dovere di dire che non accetta lezioni sul governo che usa il pugno duro aveva un retromessaggio veramente preoccupante, perché è come se lei implicitamente avesse ammesso di aver invitato lei le forze dell'ordine ad avere il pugno duro con i manifestanti, e questa è una cosa gravissima. Il secondo dato di fatto è che Giorgia Meloni, gli esponenti di centrodestra che oggi mettono e spostano la polemica sulle manifestazioni pro-Palestina, su cui poi eventualmente spenderemo due parole, dicendo che loro sono sempre dalla parte delle forze dell'ordine senza se e senza ma, è il caso che si ricordino che proprio in quell'occasione dei fatti di Trieste loro erano contro il prefetto, contro il ministro Lamorgese, la ministra Lamorgese, dalla parte dei manifestanti Novax contro le forze dell'ordine. Quindi probabilmente se c'è qualcuno che politicamente cerca di sviare l'attenzione su un fatto oggettivo, buttandola in caciara, è sicuramente il governo. Allora, la replica, se vuole replicare il senatore Sallemi, se no andiamo avanti, perché insomma io volevo fare vedere anche... Certo, prego. Se mi fai replicare, prego. Un secondo perdo. Il Presidente del Consiglio, per essere precisi, ha detto: non accetto lezioni da chi usava gli idranti contro i manifestanti. E dire che il Presidente del Consiglio allora o oggi sostiene che essere contro qualcuno, essere contro qualcun altro possa essere, diciamo, oggetto di discussione è una cosa diversa. Ha detto: io non accetto lezioni sulla sicurezza pubblica da chi in passato, governando questa nazione, si riferiva ai 5 Stelle e al PD, utilizzavano metodi altrettanto efferati e violenti. Questo è il tema che ha detto il Presidente del Consiglio. Non accetta lezioni da questo punto di vista. Dire quello che dici tu, io non ti ho interrotto, Meloni collega, si riferiva ai fatti di Trieste, però, e la posizione l'abbiamo spiegata bene. Ascoltami, però io non ti ho interrotto. Sì. E allora io non ti ho interrotto, così le regole di ingaggio le capiamo una volta per tutte e non ce le diciamo più. Io non ti ho interrotto, però rispettiamo la realtà dei fatti, non travisiamoli, allora, se no mi costringe a intervenire. Ascolta. Non interrompervi, siete tutti aperti, compresi gli ospiti studio, quindi chi vuole intervenire può intervenire. Per essere chiaro. Esatto. Cerchiamo di far concludere almeno il concetto. Prego. Esatto, io ho sentito la collega, ha detto per me delle inesattezze, non le condivido, l'ho rispettato e ho ascoltato in silenzio, quindi crederei che le facesse altrettanto con me per garantire a tutti i telespettatori di poter ascoltare meglio una trasmissione interessante come questa. Dicevo, ha puntualizzato dicendo che lezioni da chi ha utilizzato altrettanti metodi in passati non li accetta, ed è un messaggio ben diverso. Però quindi sarà un... Montalto, sì, no, allora, facciamo intervenire Montalto, così parliamo tutti, lo dico a tutti, interventi brevi, perché sennò così riusciamo a sviscerare più concetti. Non abbiamo mai utilizzato ideranti contro i manifestanti, chiunque, diciamo, noi come forza politica, quindi mi faccia dire due cose. Allora, io sono di segretario regionale di Sinistra Italiana e le posso garantire che la mia storia politica è di quella che era in piazza a Genova e che sta con i manifestanti, e personalmente li difendo a capo di tribunale. Le posso garantire di non essere mai stato, e se ci fosse stato qualche governo anche di centrosinistra che ha utilizzato i tanti, l'ho contestato. Quindi lei ha fatto bene a ricordare il fatto, bene a ricordare il fatto che la repressione in questo paese ha colpito i manifestanti anche col centrosinistra. Su questo non le posso dare torto. Però mi faccia, senatore, visto che lei comunque ha fatto riferimento alla presa di posizione della sinistra, di una cosa: io sono fermamente convinto che la narrazione per la quale la sinistra, c'è una sinistra contro le forze dell'ordine, è una narrazione tossica. Io credo che la sinistra nella storia sia stata, ad esempio in Sicilia, nella mia regione, vicino alle forze dell'ordine, uno dei momenti più importanti, che è quello della lotta alla mafia. Ben
più di tante altre forze. Allora la sinistra invece è coraggiosa ed è l'unica nel denunciare quando anche le forze dell'ordine commettono degli eccessi e vanno ben oltre il loro mandato. Questo è il punto. Le immagini le abbiamo viste tutte e io vorrei provare un attimo però a spostare l'ottica del dibattito, perché cerchiamo di spostare verso l'alto le conseguenze di quello che accade nelle piazze di questo paese. Allora, innanzitutto stiamo parlando di manifestazioni che si stanno vivendo con una tensione emotiva enorme, perché ieri il nostro segretario nazionale Nicola Fratoianni racconta di quello che sta succedendo in Palestina, ad esempio racconta di camion interi di incubatrici per i neonati fermi e lasciati al vicolo di Rafah, perché secondo noi in campo in Palestina c'è in questo momento un vero e proprio genocidio. Quindi c'è comunque il sentimento di chi si sente in un appuntamento con la storia. Allora noi chiediamoci una cosa. Io sono fermamente convinto che le immagini che abbiamo visto a Pisa rappresentano una condotta non legittima da parte delle forze dell'ordine, perché si va ben oltre il contenimento di una manifestazione, si va ben oltre il rispetto delle regole. Chiariamo innanzitutto quali sono le regole. In questo paese il diritto a manifestare è garantito e c'è semplicemente un obbligo di preavviso e di comunicazione 3 giorni prima. Allora, proviamo a cercare di capire come accadono certe cose, perché vedete, se in un momento come questo c'è chi pensa di inibire alcune piazze, che spesso e volentieri sono i luoghi principali del dibattito, i luoghi di maggiore visibilità di manifestazione del pensiero, ecco là ci si viene a creare un problema a monte, perché personalmente io credo che chi abbia detto no ad un dovere ad un diritto diciamo ad un divieto di manifestare, chi abbia detto no ad un ostacolo che ti viene posto verso chi scende in piazza per chiedere pace, diritti, in questo caso giustizia per un popolo martoriato, ecco, chi ha detto no a questo obbligo poi nella storia ha fatto bene ed è stato premiato. E allora dico, perché negare gli spazi di democrazia? Perché impedire ad esempio a Catania alla manifestazione di arrivare a Piazza Duomo, che è la piazza principale? Però raccontata così pare una cosa, ovviamente, che hanno in realtà lei lo sa bene perché ha partecipato a tanti cortei, funziona così: il corteo cammina a un punto di stop e molto spesso, qua ci sono la polizia e i carabinieri, molto spesso questo stop, questo limite che è indicato dalle forze dell'ordine, quindi polizia e carabinieri, molto spesso viene, si dice nei termini, sfondato. Gliela posso fare una domanda però? Prego. Si parla di sfondamento. Allora, se c'è un corteo che ha manifestato il suo dissenso, penso ad esempio all'azione politica di questo governo, e vuole arrivare fino a Piazza Duomo, perché ad esempio in questo momento per lui rappresenta, per quella amministrazione rappresenta il simbolo del governo politico della città. Dico, è una cosa intelligente permettere di far sfogare un corteo e permettere alla gente di manifestare appieno il proprio diritto, o ha senso porre uno sbarramento che per me a quel punto diventa antidemocratico? Poi sulle dinamiche che si sviluppano ci possiamo confrontare. È chiaro però che non ci può essere nessun altro che racconti una verità diversa dall'immagine che abbiamo visto a Pisa. A Pisa gli studenti sono stati inseguiti e sono stati picchiati, e stiamo attenti tutte e tutti a nascondere le verità, perché in questo paese Cucchi è morto in carcere, Aldovanti è morto dopo un fermo. Anche nelle piazze italiane ci sono stati degli eccessi, non si può criminalizzare tutta la polizia, anzi invito i governi a stare vicino a chi lavora, a chi garantisce, a tutte le lavoratrici e lavoratori, compresi quelle delle forze dell'ordine, ma non si può neanche immaginare una difesa tout court, perché ripeto, le immagini di Pisa sono allarmanti e certificano e testimoniano una condotta che va ben oltre il contenimento dell'ordine pubblico e il rispetto delle regole. Sentiamo polizia e carabinieri che stanno sul campo. Allora, avete sentito? Sì, perché poi si fa tutto un miscuglio, non si capisce un po'. Allora, da dove partiamo? Partiamo da quello che ha detto il Presidente della Repubblica, che forse è meglio. Il Presidente della Repubblica ha fatto un'affermazione forte: non si può rispondere in piazza ai minori o ai maggiori, poco importa se sono minori o maggiorenni, con le manganellate. Sì, è vero, però il monito non l'ha fatto alle forze dell'ordine, il monito l'ha fatto alla politica. Perché quando si arriva in piazza e c'è uno scontro con le forze dell'ordine, ci sono due elementi essenziali. Uno, che tu trasgredisci una norma dello Stato, perché l'articolo 17 della Costituzione dà diritto a qualsiasi cittadino di manifestare liberamente, e questo Stato e questa polizia lascia liberamente il cittadino manifestare e tutela il cittadino che manifesta e il cittadino che non manifesta, così come i luoghi pubblici. Quindi quello è un monito alla politica, perché la politica non riesce a smorzare questi toni che poi si riversano in piazza e diventano scontri.
e poi andiamo contro la polizia o contro i carabinieri o le forze dell'ordine. Quindi partiamo da questo presupposto. Non vado nell'ambito tecnico di quello che è successo a Pisa, perché possiamo fare 2000 ragionamenti, ognuno la vede da una parte, uno la vede da un'altra parte, c'è la magistratura che indaga. Come ha detto il mio segretario generale, i colleghi si sono auto-identificati e quindi tutto nelle mani. Quindi, dottore, le faccio una domanda: se noi, visto che è una proposta di legge nostra, se ci fosse approvato la legge sul numero identificativo sui caschi dei vostri agenti, per voi sarebbe una cosa... Noi abbiamo detto che non siamo pronti a discuterne, non in questo momento dove c'è una tensione sociale altissima. E forse non si può eliminare la tensione sociale così. Lei che è avvocato lo sa meglio di me. Non si può eliminare la tensione sociale così. L'organizzazione della polizia e dei carabinieri non è una giungla. Ci sono ordini di servizio, ci sono ufficiali, ci sono responsabili, c'è tutto, quindi noi andiamo sempre in una piazza a identificare il personale, perché il personale si muove in squadra, ogni squadra ha un numero identificativo e così via. Noi abbiamo fatto delle proposte, siamo stati dal Presidente Meloni perché ci ha invitato in un tavolo, noi carabinieri abbiamo fatto delle proposte concrete che servono proprio per smussare queste cose, ma dobbiamo partire da un fatto di principio. Il principio è che tu puoi manifestare, dai preavviso, ma non significa che tu dai il preavviso, l'organizzatore che dà il preavviso se ne è tolto le mani e poi quello che succede succede, perché voi sapete benissimo che all'interno delle manifestazioni pacifiche, così come è successo a Roma quando c'è stato l'assalto alla CGIL, nelle manifestazioni pacifiche si introducono tutta una serie di elementi che poi hanno come obiettivo quello di far diventare quella manifestazione tutt'altro che pacifica. Ma nelle manifestazioni nostre non sto parlando di Pisa. Ora il problema qual è? Noi abbiamo fatto delle nostre considerazioni al Presidente, abbiamo fatto anche delle proposte che possono essere che modificano anche quello che è la struttura dello Stato, la struttura della normativa. Però vi voglio fare un esempio, se permette, 2 minuti mi prendo? Uno. Un minuto e mezzo. No, qualche tempo fa, quando fu deciso di aprire il CARA di Mineo qui in Sicilia, noi, organizzazione sindacale di polizia, abbiamo fatto una manifestazione all'allora ex ministro Maroni, buonanima, che venne qui a presentare questa cosa qui. Il questore, dopo che abbiamo fatto noi la richiesta per la manifestazione, ci diede delle prescrizioni a noi appartenenti alla polizia. Cioè ci fece stare lontani dal luogo della prefettura, ci transennò e schierò... avreste potuto sfondare, schierò la polizia. Voi avreste sfondato. No, se ma non è un posso problema finire il sfondamento, discorso, il problema posso è che... finire il ragionamento. Cosa significa? Che non è un problema di appartenenza se sei di sinistra, di destra, di centro. Noi eravamo tutti poliziotti, quindi meno di noi potevano fare disordine. Ma qual è il problema? Che la prescrizione va osservata. Fu schierato il reparto mobile al di là delle transenne, se ognuno di noi avesse avuto l'ardire di andare a scavalcare quella transenna, sarebbe stato legittimato il reparto mobile di intervenire, o con manganello, o con scudi, o con qualsiasi altro mezzo. Che voglio capire anche il loro punto di vista su questa questione. Grazie per la parola, saluto tutti, non ho avuto occasione prima. Allora, io esordisco così. Allora, noi ci arruoliamo e la prima cosa che facciamo è il giuramento, no? Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, chiunque ci sia a capo, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del nostro Stato, del mio Stato, per la difesa della patria e la salvaguardia delle libere istituzioni. Nessun carabiniere, quando scende in piazza, scende con un parere personale, un'idea sua, o un qualcosa contro i manifestanti. Il carabiniere che scende in piazza scende perché deve seguire degli ordini, deve svolgere un servizio a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e io come sindacalista devo preoccuparmi che questo carabiniere torni a casa sano e salvo. Non sarò io a giudicare quello che è accaduto, ho visto le immagini, ma il mio compito in questa sede non è questo. Ognuno di noi svolge un ruolo e il mio ruolo è ben diverso da quello che hanno gli altri. Mi sento solo di dire questo, ci sono delle condizioni che a noi ci portano sulla strada e che ci permettono di svolgere un determinato lavoro. È ovvio che nel momento in cui qualcuno cerca di violare quelle regole, quelle norme imposte o di commettere un reato, noi dobbiamo far sì che il reato non venga portato a ulteriori conseguenze e quindi far sì che quella situazione venga cristallizzata e
Ma termini di una manifestazione come un intervento. Ascolti, mi permetto di... Un attimo, Monti, un attimo, ho capito il suo punto di vista. Ci sono degli ordini, le faccio capire con le grafiche di SVG, quella che parla delle cariche ai manifestanti, chi le giustifica e chi no. Se riusciamo a mandare in onda questa grafica appunto sui manifestanti, eccolo qua, cariche ai manifestanti giustificate soltanto in caso di atteggiamenti violenti, nel centrodestra 1 su 4 le approva in caso di disobbedienza. Cosa è stato chiesto? È stato chiesto diciamo, chi è che si trova d'accordo con queste cariche ai manifestanti. Quindi la maggioranza, ed è stata divisa anche da SVG per elettorato, quindi di maggioranza e di opposizioni, la maggioranza dice che è normale caricare se i manifestanti non obbediscono ai poliziotti, questi hanno il diritto di usare la forza. Questo è il punto di vista della maggioranza, quindi Fratelli d'Italia, insomma Forza Italia e ovviamente la Lega. Poi la polizia può usare solamente la forza solamente nel caso in cui i manifestanti siano violenti e facciano danni. Questa è l'opinione, diciamo, della maggior parte degli intervistati, che si dividono equamente, no? Quindi insomma dicono usate la forza sì, solamente però se c'è l'occasione della violenza, in cui i manifestanti in questo caso sfondano come farebbe questo lo prevede la norma, questo lo prevede la norma. Lo prevede la norma, dico, ma la percezione degli italiani è questa. Un attimo, finiamo di inquadrare questa cosa. La polizia può usare la forza non possiamo solamente... essere scritti come quelli che sfondiamo se troviamo un cordone, perché non è così, perché è irreale, perché poi su questo ci torno, perché non è questo l'elemento, è una narrazione ma diciamo anche un po' caricaturale, che non è così. Quando mi sono trovato in situazioni di tensione di piazza è stato per salvare, ad esempio, il lavoro a 400 famiglie, lavoratrici e lavoratori, e me lo rivendico tutto per salvare la casa dei senza tetto. Non è vero che quando siamo in corteo vediamo un cordone e sfondiamo. Però è contro le regole. Forse sì, però io le ricordo che chi ha detto no alle regole sbagliate in questo paese ha garantito i diritti suoi, miei, di questi signori e di tante lavoratrici e lavoratori, di avere ad esempio delle condizioni migliori sul posto di lavoro, del diritto, e quindi parliamo, cerchiamo di dire le cose come stanno, e soprattutto di non costruire delle immagini caricaturali della sinistra, perché non è così. Ma non è caricatura, questa è la SVG. Se un cordone non sfondiamo, è come un toro che vede rosso e sfonda. No, SVG. Ridi anche il senatore di Fratelli d'Italia che non pensa che condivida. No, allora io dico, posso... Prego, Sallevi e bevi l'acqua. Voglio sentire anche voi. No, io innanzitutto vorrei capire cosa si intende per spazi di democrazia. Cioè significa che se io ritengo che uno spazio di democrazia sia, voglio dire, una stanza del Senato della Repubblica, e quindi ritengo che io debba andare lì a manifestare contro qualcosa o contro qualcuno e nessuno mi debba consentire di farlo, è una cosa surreale. Cioè gli spazi di democrazia vengono determinati dalla legge. Quello non significa che io ti impedisco di attraversare una piazza liberamente per raggiungere un altro punto della città. Quello è una cosa naturale. Io ti sto impedendo, per motivi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, di fare una manifestazione davanti a un palazzo istituzionale, davanti a un presidio o davanti a qualcosa che possa essere minacciato, perché ci può essere un documento alla salute pubblica. Questo è un tema. Poi non mi risulta che vi sia stato impedito di raggiungere questi spazi di democrazia. Ma chi ha impedito cosa? Hanno impedito dei manifestanti entrare alla manifestazione, entrare a Piazza Duomo. Per me è cosa sbagliata. Mi perdoni, le posso fare una domanda? Quella manifestazione veloci tutti, se no riusciamo a Sì, certo. Sono stati respinti per 10 metri in più. Sì, era autorizzata, ma cosa dice non è vero? Ma che ne sa da là? Glielo sto dicendo. Mi fa finire di parlare. Lei non è un'autorità. Lei non è il ministro dell'interno e quindi non può dire a me che lei ha più informazioni rispetto al ministro dell'interno che ha riferito in aula. È autorizzata. Quindi le chiedo, vada a rivedersi l'intervento del ministro dell'interno in aula. Quella manifestazione in quella porzione di strada non era autorizzata. In quella porzione sì, 10 metri. E lì dove non è che lo sto Quindi dicendo. noi carichiamo le persone per 10 metri in più. Non dica cose che non ho detto. Lei lo sa, quella manifestazione, bevi l'acqua, dai. Se no non torna più la bevi acqua. Solo per completare un attimo. Perché io avrei dovuto replicare prima al collega Sallemi, che insisteva sulle inesattezze del racconto di quelle che erano state dichiarazioni della Meloni, ma inesattezze non ce ne sono, perché i fatti a cui si riferivano erano quelli di Trieste e ho ricordato esattamente, a beneficio di chi ci sta guardando, come sono andate le cose.
e questo è un punto. Poi io vedo che anche qui il dibattito continua a cadere sempre dove interessa portarlo al centrodestra, che svia da quello che è il problema della sensibilità e della percezione degli italiani, cercando di mascherare le proprie responsabilità. E mi spiego subito. L'aumento delle piazze che stiamo vedendo vertiginoso da quando ci sono stati i terribili fatti del 7 ottobre sono figli della politica di questo governo che non è stato in grado di assumere una posizione netta nei confronti dell'atteggiamento di Netanyahu, che ha portato col suo oltranzismo, senza il cessate il fuoco che ha chiesto l'ONU con ben 2 risoluzioni e che per ben 2 volte l'Italia non ha sottoscritto, si è astenuta, ha portato a 30.000 vittime innocenti in Palestina. Di queste 30.000 vittime, oltre la metà sono donne e bambini. Il problema è che qui si vuole sviare da quello che è il tema della piazza, perché è scomodo per il governo, e allora è molto più comodo buttarlo in questa diatriba tra manifestazioni in cui la sinistra è dalla parte dei manifestanti contro le forze dell'ordine e viceversa, cosa assolutamente non vera. Colgo l'occasione per fare vedere un'altra grafica SVG, un attimo senatore Sellemi, così discutete anche su questi dati che sto per darvi. Diciamo, ci si è chiesto anche se sono stati in questo momento in Italia, c'è una manifestazione in corso da circa 40 giorni ed è quella degli agricoltori che chiedono più tutele, ovviamente, che chiedono che non si faccia insomma carne da macello del loro lavoro, una protesta che guarda non solo che è indirizzata non solo al governo nazionale ma anche al governo dell'Europa. Allora la domanda è stata questa: ci sono stati percepiti 2 pesi e 2 misure tra i cortei degli agricoltori e quelli pro Palestina, che sono quelli degli studenti eccetera eccetera? Vediamo, e indichi se è d'accordo, questa è la domanda, in disaccordo con le seguenti affermazioni. E guardate qui che cosa succede: la polizia ha avuto trattamenti diversi per gli studenti e per i manifestanti agricoltori. Cioè c'è chi pensa, la maggior parte pensa, che per i cortei studenteschi la polizia ha un atteggiamento diverso rispetto a quello che ha per gli agricoltori. Il governo avrebbe dovuto essere più duro nei confronti dei poliziotti che hanno caricato i manifestanti. Quindi un'altra critica nei confronti del ministro dell'interno a cascata di tutti i dirigenti della polizia. E poi la polizia antisommossa si sente legittimata a intervenire in modo più duro quando a governare è il centrodestra. Adesso questo lo chiediamo anche ai nostri rappresentanti delle forze dell'ordine. E qui sostanzialmente gli italiani sono divisi tra chi è d'accordo e chi non è d'accordo. I partiti di opposizione avrebbero dovuto difendere di più i poliziotti che hanno caricato i manifestanti, in disaccordo ovviamente tutti i partiti di opposizione insomma in minore percentuale quelli di maggioranza. La polizia antisommossa si sente legittimata a intervenire quando c'è il governo di centrodestra? Cioè vi sentite in questo momento più tutelati? Assolutamente no, cioè, siamo proprio completamente fuori dal tema. Per noi è la stessa cosa, noi abbiamo giurato fedeltà alla Repubblica Italiana, non a un partito politico. Chiunque governa viene da disposizioni, da ordini. Il carabiniere, il poliziotto è per la patria, non ha un colore politico, le idee personali se le tiene per sé, quando scende a svolgere il proprio lavoro lo fa per il cittadino. Assolutamente no. 2 parametri diversi innanzitutto. Assolutamente no. Rispetto al collega dei carabinieri dice che giura per la Repubblica, per la patria. Il giuramento della polizia non è proprio questo. Per chi giura? Non giura per la patria? Noi giuriamo per la Repubblica Italiana e per la democrazia dello Stato, quindi è una cosa diversa. È diversa perché chi governa questo Stato ha tutto il diritto di governare e non governare né gli apparati della polizia né gli apparati delle forze dell'ordine né nessun altro. E questa è una riprova. Si è parlato di Catania, l'avvocato dice che sono stati caricati. No, ho detto che sono stati caricati. C'è stato un tafferuglio a Piazza Università per impedire ai manifestanti. Con la forza ostacolato e impedito ai manifestanti di arrivare a Piazza Università. No, le parole sono importanti. No, però partiamo sulle parole vinco i processi. Partiamo dall'inizio, visto che le parole sono importanti. Ad un tratto il corteo, prima di arrivare a Piazza Duomo, si stacca e va verso il McDonald's, che è a Piazza Stesicoro, con l'intenzione di sfondare, entrare e devastare il McDonald's. Ma non è così, ha fatto una Ascolti, lei ha una posizione e non un'altra. Io parlo di fatti tecnici e non di parole politiche. Questo sfondamento non è riuscito perché avevamo noi un cordone di poliziotti messi lì.
Qual è il rischio? Perché vi racconto sta cosa? Tanto non sono entrati, hanno imbrattato, se ne sono andati, è finita lì la discussione. Però cos'è? La disobbedienza, nel senso che tu hai un corteo, hai un obiettivo, che poi l'obiettivo può essere condiviso o non condiviso, se arrivare a Piazza Duomo, a Piazza Università, quello è un altro discorso, lo fa l'autorità di pubblica sicurezza, perché in questo Stato esiste l'autorità politica, che è il prefetto, e tecnica, che è il questore, di pubblica sicurezza, che impartisce le prescrizioni, quindi non è il poliziotto che agisce autonomamente. Si staccano alcuni ragazzi, chiamiamoli ragazzi, dal corteo, vanno davanti a McDonald's, cercano di sfondare con l'intento di entrare. Dentro il McDonald's dove c'erano famiglie, bambini, persone che stanno. Noi abbiamo impedito questa cosa, un ferito, 30 giorni di prognosi fra i poliziotti perché ha beccato una bella sputo e una pedata nel piede. Perché questo succede? Perché attenzione, quando noi facciamo tutti questi ragionamenti politici più o meno di dissenso o di attenzione o che so che, cosa succede? Cosa si ingenera? La domanda che faccio è questa: ma perché i poliziotti che hanno davanti a McDonald's erano tutti senza caschi e senza scudi? Allora abbiamo generato un ferito. Allora io dico, se da una parte diciamo che i lavoratori di questa nazione hanno il diritto di essere tutelati sul posto di lavoro, altrettanto dico per i poliziotti che devono essere tutelati. Quindi mettersi il casco o avere lo scudo non significa andare a manifestare una potenza, significa, scusi, il manganello cosiddetto in maniera molto accesa, il manganello della polizia è uno sfollagente, un tubo di gomma che serve e si viene utilizzato con alcune tecniche. Fa male, no? Scusi, ma non lo so se a lui gli fa male, però io dico, non lo so se fa male. Sinceramente noi l'abbiamo provato negli addestramenti l'abbiamo provato e sappiamo cosa colpire e dove colpire. Perché si colpisce? Perché una delle regole che mancano, e abbiamo fatto la proposta proprio per evitare questo, che succede in tutti gli stati democratici, è la linea di demarcazione dove i manifestanti non devono superare e andare a contatto con i poliziotti, perché al momento in cui vai a contatto con i poliziotti devi subire quello che la polizia deve fare. Non è che allora, fermi un attimo perché devo andare in pubblicità. Antonio, a chiudere. Prima di, signori miei, noi le persone auspicano che le forze dell'ordine possano essere come i buoni padri di famiglia, il buon padre di famiglia. Mi rendo conto che ci sono delle situazioni in cui tutto può sfuggire di mano, però pensiamo a questo esempio del buon padre di famiglia, della forza dell'ordine che riesce a respingere senza massacrare quando non è necessario farlo. Lo sono. Dei buoni padri che lo sono. Diciamo che gli agenti a Pisa non sono stato. Assolutamente no. Come avete la senatrice ha riconosciuto che aveva detto non si sente, stiamo andando in pubblicità. Buoni, pubblicità. Rientriamo all'interno della nostra trasmissione in diretta. Allora, prima di ritornare al dibattito di oggi sulla sicurezza, io vedo in bassa frequenza che ho in collegamento Ornella Matrachia. Chi è Ornella Matrachia? Allora, qui vorrei l'attenzione un attimo dei nostri parlamentari, i senatori Bevilacqua e Sallemi. Chi è Ornella Matrachia? Ornella Matrachia è la mamma di Filippo Mosca. Filippo Mosca è un ragazzo siciliano che mentre si trovava in Romania per una serie di vicende è stato arrestato e adesso da 10 mesi si trova in carcere. Allora saluto Ornella Matrachia che è in collegamento con noi, non la vedo ma la sento, eccola qua. Buonasera Ornella. Allora che succede? Perché insomma lei da mesi insomma chiede l'aiuto delle istituzioni per liberare suo figlio. Velocemente ci racconta la vicenda di suo figlio, che è successo. Io credo che il senatore Sallemi e la senatrice Bevilacqua già conoscano la vicenda, però insomma adesso vi metto in contatto per vedere se si può fare qualcosa per liberare suo figlio laddove ci fossero le condizioni. Prego Ornella. Innanzitutto io non chiedo la liberazione di Filippo, io chiedo che Filippo venga sottoposto ad un giudizio imparziale, ed è un diritto che gli è venuto negato fin dall'inizio, dalle primissime fasi di questo procedimento. Filippo va in Romania assieme a dei suoi amici, alla sua ragazza, lì c'è un evento molto importante di musica internazionale, lì si incontra un gruppo di amici, tanti amici provenienti dall'Italia e non, quindi partecipa a questo festival. Il giorno prima del suo volo di rientro un'amica facente parte di questo gruppo chiede il favore a mio figlio e ai ragazzi che soggiornavano in quell'albergo
con mio figlio di poter reindirizzare un pacchetto che lei non era riuscita ad avere al suo appartamento, che aveva spedito dalla Spagna. Loro accettano, decidono di farle questo favore, ritornano in albergo e in albergo trovano la polizia che li stava aspettando, quindi vengono tutti e 4 fermati, sequestrati direi per 21 ore dopo, e accusati di traffico internazionale e nazionale di stupefacenti. Mio figlio sapeva che in quel pacco ci fossero dei cosmetici e degli effetti personali, chiaramente non era così. Da lì vengono trasportati al carcere lager di Portalba, dove Filippo è recluso da ormai 10 mesi, sottoposto ad un processo dal quale esce con un'accusa in primo grado di 8 anni e 3 mesi, e adesso siamo nella fase di appello. L'appello si è concluso la scorsa settimana, avremo sentenza il 19 aprile. L'impianto accusatorio è scandaloso, direi ridicolo, però purtroppo non arriviamo, e mio figlio non ride chiaramente da lì dentro. Accusatorio veramente scandaloso, privo di alcunché fondamento o evidenza. Lei, queste ragioni le ha portate all'attenzione dell'opinione pubblica, ovviamente, perché se ne è parlato e se ne continua a parlare di questo caso di Filippo Mosca. E che cosa le hanno risposto? Oppure che cosa si è sentita rispondere dalle istituzioni in questo caso? E qui ci sono i parlamentari, cosa chiede a loro? Perché la mia funzione in questo momento è da tramite per capire se, insomma... Certo, allora le istituzioni mi rispondono come è giusto anche che sia, tra virgolette, che non possono entrare nel merito del caso giudiziario, e io questo punto lo capisco perfettamente. Non capisco però come sia possibile una cosa del genere e come non è possibile attivare i propri canali diplomatici allorché, come nel caso di Filippo, ci sia un eclatante errore giudiziario, un'eclatante una mancanza di giustizia. Lei con chi ha avuto modo di interloquire fino a questo momento? Io ho parlato con la Farnesina, a gennaio sono andata alla Farnesina denunciando il caso giudiziario e le condizioni di detenzione che erano veramente al limite del disumano, anzi erano proprio disumane. Dal punto di vista delle condizioni carcerarie in qualche modo sono migliorate, e di questo devo dare atto. Chiaramente del caso giudiziario non mi pare che ci sia stato un impegno importante e solido dal punto di vista proprio dal punto di vista dei canali diplomatici che potrebbero essere attivati. Ferma lì Ornella. Allora, Sallemi, lei conosce questo caso ovviamente di Filippo Mosca, anche la senatrice Bevilacqua. Che succede? Io conosco il caso, ho già depositato un'interrogazione proprio la settimana scorsa sul caso di Filippo Mosca. È chiaro e evidente che lì ci sono anche problemi di natura processuale. Mi pare che ci sia stato un problema nelle trascrizioni degli atti e sulla traduzione, insomma non c'è stata la possibilità di difendersi in maniera conforme a quello che è un processo importante come quello che Filippo Mosca deve affrontare, perché mi pare che adesso siamo in appello. L'unica cosa che posso dire io, dalle informazioni che mi arrivano e non sono del tutto ufficiali, quelle ufficiali le avremo a seguito della mia interrogazione che è stata già depositata nei confronti del Ministro degli Esteri e del Ministro della Giustizia, il governo si sta muovendo. È chiaro che non possiamo entrare nel merito del processo. Nel merito del processo e nella autonomia giudiziaria di quello Stato, o ci piaccia o no, purtroppo non possiamo entrare. Questo è accaduto per il fatto della Salis e accadde allora per il caso di Chicco Forti. Quello che noi possiamo dire è: bisogna avere la capacità, e comprendo che è difficile in questo momento per la famiglia, perché comprendo e ho capito, ho studiato la situazione e so che è molto complesso, però bisogna avere pazienza, perché purtroppo, signora, nella autonomia giudiziaria di uno Stato sovrano noi non possiamo entrare. Quello che noi possiamo fare è attivare i nostri contatti diplomatici e fare in modo che, qualora dovesse esserci una condanna, lui possa scontare la pena, come avverrà per Chicco Forti, in Italia, in un regime diverso rispetto a quello detentivo che sta affrontando in Romania. Questa è la battaglia che dobbiamo affrontare. Le posso garantire, ripeto, che al di là della mia interrogazione c'è un movimento diplomatico di fondo, ma credo che bisogna attendere la sentenza d'appello, in modo tale che lì, poi, avuto un'altra sentenza rispetto a quella di primo grado, potremmo capire come intervenire, ma non possiamo intervenire
autonomia giudiziaria di un altro Stato. Questo purtroppo credo che lei gli sia stato spiegato, gli sia stato detto, ed è avvenuto così un po' in tutti gli altri casi. Si tratta di 2000 italiani che sono detenuti un po' in tutte le prigioni del mondo. E dobbiamo lavorare per fare in modo che, una volta avuta la condanna definitiva, possano venire a scontare la pena in Italia. Questo è quello che noi possiamo fare. Non posso che associarmi alle parole del collega Sallemi. In questo caso non c'è colore politico, giusto? Cioè, assolutamente. Io quello che mi sento di dire alla signora, alla mamma Ornella, è che sicuramente la diplomazia italiana da questo punto di vista è una sicuramente delle migliori e delle più efficaci. Riescono veramente a cercare di tutelare i diritti che anche da detenuti i cittadini italiani all'estero subiscono nei paesi in cui appunto sono oggetto di questo tipo di procedimenti. È chiaro, come diceva il collega Sallemi, che dal punto di vista del dibattimento processuale ben poco può fare la diplomazia italiana e lo stesso governo italiano. L'impegno massimo sarà quello di poter portare il prima possibile suo figlio a eventualmente scontare la pena in Italia, ma bisogna sicuramente attendere la chiusura di questa fase del Si può dare anche una mano, lo chiedo anche all'avvocato Montalto, che spesso segue anche casi all'estero, si può dare una mano con un pool di avvocati magari un po' più preparati su questo tipo di... Io ho seguito la questione ovviamente che è legata ad Amburgo, a quello che è successo quando dei catanesi si furono arrestati ad Amburgo. È chiaro che il supporto che tu puoi dare da avvocato Catania in un regime diverso, in un ordinamento diverso, è quello limitato. È chiaro che la via che è stata indicata dal senatore credo che sia la più corretta, cioè fare in modo, dico anche alla signora, le faccio i miei più sinceri auguri. È chiaro che da un punto di vista concreto la speranza è quella di riuscire poi a fare scontare una pena in Italia, questo è chiaro, qualsiasi altra argomentazione sarebbe, per chi fa l'avvocato, una mera propaganda. E in questi casi è giusto però osservare quello che succede, innanzitutto per avere finalmente in Europa una parità di trattamento, ma anche per avere un'uniformità rispetto alle pene, rispetto ai trattamenti carcerari. Quindi la cosa più importante, lo dico alla signora, le faccio il mio più grande augurio, ma lo dico anche al rappresentante del governo, è quella di vigilare sullo stato di detenzione, di vigilare sul rispetto delle garanzie democratiche che devono essere assicurate a un nostro cittadino. Non si può intervenire sull'esito del processo, ma mi auguro che suo figlio torni in Italia il più presto possibile, quando queste questioni, innanzitutto che in appello possa vincere, perché mi auguro che lei avrà nominato degli avvocati sul luogo che siano preparati e bravi. Ornella. Sì. Posso solo aggiungere un piccolo particolare? Prego. Io ringrazio e io ho assolutamente fiducia in tutto quello che il governo sta attuando. So che comunque c'è questo movimento e c'è questo interesse nel caso di Filippo. Dubito, la scorsa settimana noi abbiamo avuto l'udienza d'appello, sono venuti per la prima volta, tra le altre cose, in udienza i rappresentanti dell'ambasciata italiana in Romania, come in qualità di osservatori. I giudici hanno deciso che l'appello fosse effettuato a porte chiuse ed hanno fatto accomodare fuori i rappresentanti dell'ambasciata italiana. Io non so, lì un attimino ho chiaramente avuto il dubbio che probabilmente questi canali diplomatici ci sia stato un gap, qualcosa che non abbia funzionato, perché era un diritto di Filippo avere il proprio governo come osservatore all'interno dell'udienza. Fatto molto strano che loro abbiano deciso invece di fare uscire i signori dell'ambasciata, la dottoressa Navarra, il capo dipartimento dell'ambasciata italiana in Romania, fuori dall'aula. Quindi questo lo consegno, non voglio essere polemica, però è un dato supplementare che capite bene che mi mette angoscia più di quella che già proviamo da 10 mesi a questa parte. Questo è inquietante, certo. Va bene, grazie allora grazie a voi. Ornella Matraxi, ovviamente i nostri telespettatori terremo aggiornati e ci mettiamo ovviamente a disposizione della famiglia per veicolare anche questi messaggi. Grazie a Ornella Matraxi. Allora torniamo al tema della nostra trasmissione. Michela, insomma qui è inutile che restiamo sempre su posizioni diverse, no? Cioè, l'abbiamo detto all'inizio, questo tema della sicurezza. Ma Luca, a mio parere il vero
vero fattore dirimente in qualche modo è stato sfiorato poco fa dall'intervento di uno dei due rappresentanti delle forze dell'ordine. Io vorrei rivolgere proprio a loro questa domanda diretta, perché è stato detto di richieste che sono state sottoposte al Presidente del Consiglio Meloni. Io vorrei sapere quali sono, vorrei sapere anche, se è possibile naturalmente, visto che si tratta di colloqui con i nostri massimi rappresentanti, ma ci sarà una base sindacale che sarà andata lì a discutere, e anche dal loro punto di vista, visto che a quanto pare poi il punto di caduta inevitabilmente, al di là delle ragioni o delle singole motivazioni, è sembrato essere sulle forze dell'ordine. Come si sentono quando loro fanno un servizio di questo tipo? Quindi qualunque servizio può essere ad alto rischio. È stato detto: noi eseguiamo degli ordini, voi non potete minimamente entrare nel merito degli ordini, però rispetto anche all'estemporaneità di quello che può essere un pericolo dovete decidere in un solo istante. Se l'ordine è al Teatro La Scala identificare un cittadino che dice una cosa ovvia, scontata, viva l'Italia antifascista, in quel momento cosa scatta in voi? È giusto farlo? Non è giusto farlo? Perché anche questo è un caso che poi ha diviso profondamente l'opinione pubblica, e forse è anche alla base di quel sentiment di divisione terribile che ormai appunto si respira in questo paese. Tutto diventa poi caciara politica, ma ci sono i fatti. Che cosa avrebbero dovuto fare i vostri colleghi? E questo mi piacerebbe sapere, rispetto a quel preciso momento di, virgolette, pericolo, situazione emergenziale. Quello di Pisa o in generale? Di Pisa, diciamo. E poi tutti gli altri. Posso aggiungere una domanda? Prego. Una domanda? Facevo la giornalista prima di essere senatrice, quindi ogni tanto mi parte pure questa vena. Io chiedo anche che cosa porta le forze dell'ordine a lasciare che circa 1000 nostalgici, che non voglio definire diversamente perché sarebbe comunque un complimento, si permettono di rievocare indisturbati una commemorazione di chiarissimo stampo fascista. Mi riferisco ai fatti di Acca Larenzia, dove vediamo da immagini documentate di stampa nazionale allontanare i giornalisti che in quel momento stavano documentando quello che avveniva, e le forze dell'ordine che restano lì senza procedere all'identificazione, come invece è stato fatto per esempio nei confronti delle persone che alla morte di Navalny sono andati a depositare dei fiori per omaggiare la memoria di Navalny. La domanda è chiara: le forze dell'ordine o anche a Salemi? No, la domanda no, a Salemi no, io vorrei sentire le forze dell'ordine. La risposta di Salemi già la so, noi ci vediamo e commentiamo dal vivo queste cose. Prego, allora Monti, facciamo Monti. Domanda, mi consente. A chi? Alle forze dell'ordine? Anche lei? No, in generale. Facciamo rispondere. Prego. Allora, veloci. Sulla questione delle piazze. Allora, nelle piazze vigono delle regole che sono normate dallo Stato, sono leggi dello Stato. E quindi l'apparato, la forza dell'ordine, cioè il poliziotto schierato, ovviamente nel suo è una persona, e quindi riceve tutta una serie di criticità che poi magari successivamente non viene più rimpiegato. Insomma, cerchiamo di fare una rotazione, di seguirlo in determinate vicende, perché rimane sempre marcato andare ad alzare il manganello nei confronti dei manifestanti. Il problema principale sui fatti di Pisa o su altri fatti, io prima scherzando ho detto a Pisa non è successo niente per rispondere al fatto che a McDonald's non era successo niente, però voglio dire, al di là di tutte queste polemiche che si innescano poi quando ci sono queste vicende che queste vicende che sono, il problema è questo: lo Stato è diviso in tre autorità. L'autorità legislativa, quella giudiziaria e quella di sicurezza. Sicuramente le tre autorità sono autonome e quindi agiscono per competenza. La identificazione di persone all'interno di manifestazioni o alla Piazza della Scala era più personale, credo, la domanda. È un'attività della Digos che non fa altro che raccogliere elementi per rispondere poi alla magistratura degli elementi accettativi. Però credo la domanda di Michela. Quindi la domanda è questa: un piano più non intendevo questo minimamente. Esatto. Io ho sentito delle dichiarazioni di poliziotti e dei carabinieri nell'imminenza dei fatti di Pisa dire: io non voglio più fare questo lavoro, non mi sento garantito, tutelato. Dall'altra parte ci sono gli ordini che voi ricevete. Da sindacalista le posso dire che noi siamo perfettamente sereni in qualsiasi circostanza. Dopo che abbiamo superato il G7 di Genova,
c'è stato un ammodernamento all'interno della polizia, però lei mi aveva fatto una domanda molto più importante: cosa abbiamo chiesto al governo? Che è la cosa più importante. Ma da quello discende, immagino. Ecco, abbiamo chiesto delle cose tecniche. Andiamo veloci perché non ho più tempo, ve lo sto dicendo. E purtroppo queste sono cose lunghe. Tecnicamente abbiamo detto al governo di avere un aumento delle pene per quanto riguarda la resistenza al pubblico ufficiale durante le manifestazioni. Abbiamo chiesto una linea di demarcazione importante fra noi, da cuscinetto fra noi manifestanti. Abbiamo chiesto le bodycam per ogni operatore che va in ordine pubblico proprio per filmare e per registrare tutti i momenti della manifestazione, e abbiamo chiesto pure l'applicazione dei droni che possono registrare dall'alto tutti i momenti di manifestazione. Queste sono citazioni di garanzia dei cittadini della manifestazione libera. Vi ricordo pure, e chiudo, che prima che le forze dell'ordine caricano i manifestanti, che facciano le cariche cosiddette d'alleggerimento, vengono suonati i famosi 3 squilli di trombo, comunque vengono fatti 3 avvertimenti di smobilitare quel tipo di operazione. Quindi le persone che manifestano pacificamente hanno tutto il modo di andarsene, lasciare i violenti. Purtroppo questo ancora non succede. Monti, facciamo sì, sentire però Monti, possiamo anche dire perché non tutto è stato preciso quello che ha detto lei, noi diciamola, ma non così. Condivido quello che ha detto il collega, vorrei aggiungere un'altra risposta. Si chiedeva come ci si comporta per andare a identificare una persona che dice una frase all'interno. Allora, ogni tipo di situazione impone all'operatore delle metodiche. Pertanto, se io rischio di mettere a repentaglio l'ordine pubblico per andarlo a identificare in quel momento, lo localizzo, me lo porto fuori, lo identifico fuori. Ci sono 1000 tecniche che noi mettiamo in atto per evitare che l'ordine pubblico venga turbato, perché la cosa principale che l'operatore ha come obiettivo per strada è quello che ci sia una turbativa dell'ordine pubblico, quindi tutelare il manifestante che non deve subire nulla e tutelare chi sta dall'altra parte. Questa cosa insomma a volte non è tanto percepita perché è la base perché abbiamo chiesto l'arresto per differito. È la base. Non è che non è percepita, giustamente lui sta dicendo, giustamente dal suo punto di vista sta dicendo che uno che urla al Teatro La Scala viva l'Italia antifascista turba l'ordine pubblico. Ho capito bene? No, io sto dicendo che se a me viene impartito l'ordine di identificare una persona che è ben diverso, se a me viene impartito l'ordine di identificare una persona perché lì c'è il responsabile di un servizio, se sono io valuterò io cosa fare, se non sono io eseguo l'ordine e lo eseguo secondo delle metodiche che mi vengono date o che io devo rilevare sul momento. L'altra risposta... fatemi cominciare a salutare perché sennò non ce la faccio più. Allora Michela, grazie anche questa settimana per essere stato con noi, ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci, grazie a voi. Grazie, cominciamo, perché abbiamo salutato già, avevamo salutato già Antonio Condorelli, allora andiamo a chiudere, Montalto velocemente abbastanza e poi ci vediamo dopo. Io ricordo, sì, lei mi ha fatto la domanda e le rispondo, sì è vero, ho preso qualche manganellata anche di cui sono andato molto orgoglioso e del quale invece qualche suo collega si è pentito, perché esempio una volta quando abbiamo visto strappare dei genitori ai propri figli, i genitori sarebbero stati deportati, c'erano i suoi colleghi che piangevano dopo aver caricato chi lo impediva. Ma detto questo, chiudo su una cosa, mi scusi, visto che lei ha posto un tema, se noi mettiamo il numero identificativo sui caschi, le responsabilità personali degli agenti che sbagliano saranno responsabilità. Anche tutti coloro che partecipano alla manifestazione. L'identifichiamo prima perché deve essere una cosa equa. Posizioni sempre quello che poi è giusto. Tu ci sei? Aspetta, Salemi, che c'è? Dov'è Totò? Abbiamo 2 minuti. Solo una battuta. Salemi, prego. Una battuta in 30 secondi. Io non ho sentito una persona dare solidarietà alle forze dell'ordine per i casi di Torino quando una pattuglia è stata aggredita da 20 manifestanti mentre svolgeva un'azione di arresto. Non ho sentito mai nessuno. La diamo, caro senatore, quando qua in Sicilia si battono ogni giorno con la mafia contro la mafia e lo facciamo in modo profondo e solidale, chiedendo più diritti, più mezzi per le forze dell'ordine che si battono contro la mafia. Che dice? Che è successo? Non è così, I sono stati trasversali di solidarietà alle forze dell'ordine e concordo con l'ospite in studio, il segretario Montalto. Le forze dell'ordine si difendono e si
e si tutelano e si sostengono a 360 gradi. La cosa che dovrebbe fare questo governo è intervenire con le assunzioni per aiutare le forze dell'ordine ad essere numericamente più presenti sul territorio. Assunzioni, attrezzatura. Abbiamo bisogno di assunzioni perché abbiamo una percentuale di vacanza organica che non ci consente di operare, ma questo è un altro discorso che... È un ragionamento che non c'entra niente con quello che è il contesto in cui non parliamo. c'è Totò, se c'è Totò lo vediamo alla vignetta, se non c'è Totò salutiamo tutti. Allora comincio a salutare. C'è Totò, ditemi, datemi un cenno dalla regia. Mi chiedono un momento. Allora, eccolo, ci sei, eccolo qua. Non c'è lui. Non ci sono le vignette. Allora, ciao Totò, ti saluto così, dai, senza vignette. Allora, grazie a Totò Calì che è stato con noi. Se ci sono le vignette, anche all'ultimo chiamo. Nel frattempo faccio il giro di saluti. Grazie a Pierpaolo Montalto, segretario di Sinistra Italiana. Grazie a Tommaso Vendemmia, del sindacato di polizia SIAP. Grazie al SIM Riccardo Monti, sindacato italiano militari carabinieri. Non sbagliamo perché poi qua insomma si casca da un sindacato all'altro, per favore. Grazie al senatore Salvo Sallemi che è stato con noi. Grazie a voi. Mi raccomando, tenete in considerazione ovviamente, se sapete, quella storia di Filippo Mosca, così facciamo da tramite anche alla famiglia. Lo stesso appello e i saluti li rivolgo alla senatrice Dolores Bevilacqua del Movimento 5 Stelle. Grazie senatrice per essere stata con noi. Non sapevo che fosse una collega, quindi insomma mi fa un po' più di simpatia. Ho anche questo dettaglio. Scherzo. A difesa qua di categorie, difendo anche la categoria dei giornalisti, spesso vilipesa in qualche modo. Allora, Totò, ce l'hai queste vignette o no? Niente, ciao. Collega no. Niente, va bene. Allora, grazie anche a Totò Calì e ci fermiamo, pausa, dopodiché c'è come sempre a chiudere la nostra trasmissione la buona notizia, questa volta dedicata ai cani in carrozzina. Che cos'è? Ve lo scoprirete dopo la pubblicità. Grazie a tutti. In chiusura della nostra trasmissione di oggi, come sempre, arriva la buona notizia. Allora do il benvenuto ad Assia La Rosa. Ciao Assia, con un sacco di... Che è successo? Buonasera a tutti, oggi una buona notizia a quattro zampe. Abbiamo in studio Mistica e Logan, due cani disabili. Ora racconteremo la loro storia. Allora, questa è Mistica. Lei è Mistica, 4 mesi, trovatella. E poi abbiamo Logan, meticcio, non so se riescono sì, a inquadrarlo. Adesso lo vediamo. Oh, eccolo qua. Diciamo subito che abbiamo 15 minuti per farli adottare e in sovrimpressione ci sarà il numero di telefono dell'associazione Onlus La Buona Stella. Chiunque fosse interessato, sono cani stupendi, può chiamare l'associazione e chiedere informazioni. Questa notizia la diamo subito per avere il tempo di conoscere questi due cani splendidi e lo facciamo con Simone Venuti, che è un addestratore cinofilo, e Francesco Messina, che è un costruttore di carrellini drift. Cioè quello che sta indossando in questo momento il Logan. Esattamente. Luca, devi sapere che loro organizzano delle giornate gratuite di socializzazione tra cani normodotati e cani disabili. Simone, come è partita l'idea? Che cosa fate durante queste giornate? L'idea è nata dal fatto che ci siamo resi conto che molto spesso le persone che vivono con un cane che ha delle disabilità, in particolare delle disabilità motorie, ma non solo, no? A volte si parla anche di disabilità sensoriali, spesso sono isolate, non riescono a vivere appieno il rapporto con il loro animale perché chiaramente i limiti legati alla capacità di movimento o anche i limiti che si possono incontrare nell'andare a spasso con un cane su un carrellino possono appunto costringere a vivere il cane praticamente esclusivamente nell'ambiente domestico. E questo da un punto di vista anche comportamentale, che poi è l'ambito di cui io mi occupo, a volte appunto è fortemente limitante, perché parliamo di cani che al di là dei limiti fisici hanno assolutamente bisogno di esprimersi come tutti gli altri. Quindi abbiamo voluto regalar loro uno spazio che è in totale sicurezza, che permetta loro di vivere le motivazioni sociali e possa dar loro appunto un campo espressivo dal punto di vista comportamentale. Il mettere insieme i cani che invece sono normodotati è utile perché appunto i cani disabili possono così rapportarsi anche a
ai cani. Ma la domanda è ovviamente lo comprendono questa cosa? Assolutamente, è una cosa, Luca, che ho vissuto sulla mia pelle, perché io ho un cane, Timon, che è stato arruotato 4 anni fa e che ha avuto un lungo periodo di ospedalizzazione, quindi ho vissuto il disagio, tra virgolette, della cura costante, però nello stesso tempo, ne parlavamo poco fa con Francesco, l'amore e l'affetto che può darti un cane disabile è impareggiabile, e per fortuna, tra parentesi, oggi c'è anche la possibilità di farlo correre, giocare, litigare con gli altri cani grazie a dei carrellini che sono dei veri e propri supporti per farli poi per fargli vivere una vita normale. Normale, più che normale, cioè abbiamo storie di cani che col carrellino riescono a fare cose che cani normodotati fanno allo stesso Ma modo. Francesco, raccontiamo com'è nata tanti anni fa quest'idea. È nata con un'esperienza personale, come più volte avviene per le idee che hanno un risvolto pratico. Assolutamente, tutto è nato col mio cane disabile. Io avevo 17 anni e all'epoca non c'erano soluzioni alternative come sono i carrellini. All'epoca la soluzione era la puntura, l'eutanasia. Quindi diciamo all'epoca non erano molto conosciuti, mi sono messo in garage e ho costruito il primo carrellino. Poi da lì abbiamo cercato di espandere, dare la possibilità comunque di fare una vita normale a tanti altri cagnolini che fanno una vita veramente più che normale. Ci sono storie di cani che sono diventati cani da ricerca col carrellino. Perché normalmente, diciamo, allungano anche la loro aspettativa di vita, no? Sì, assolutamente. Quando all'evento che abbiamo fatto erano tutti cani che avevano il carrellino da 4, 5, 8 anni, cani molto anziani. Senza carrellino avrebbero vissuto certamente molto meno. Non hanno quell'indipendenza che possono avere col carrellino e chiaramente vanno a reprimere i loro istinti normali di indipendenza che hanno. Loro riescono proprio a correre, ce lo racconta Simone, no? Guarda, noi abbiamo un video, facciamo vedere un video così che anche i nostri telespettatori raccontano e che comprendono meglio questo racconto. È proprio una delle vostre attività, l'abbiamo messo insieme, insomma, guardate questo video con, come si chiamano? I Drift Dog. Sì, che è disabili, l'evento si chiama Oltre la disabilità. Oltre la disabilità, guardate questo video. Beh, bellissimo, perché insomma si vede questa commistione, no? Tra i cani abili in qualche modo e i cani disabili, socializzano tra di loro, infatti non si percepisce più neanche la differenza, immagino. Infatti dicevamo poco fa con Simone, l'importante è sdoganare l'approccio del pietismo, no? Nei confronti del cane disabile, che poi porta a dire poverino, meglio morto, che la dico cruda proprio volutamente, che è meglio una puntura che non farlo vivere così. Invece Simone è esattamente il contrario. Sì, esattamente. Poi in realtà parliamo di individui, quindi bisogna in qualche modo anche saper, tra virgolette, ascoltare il cane, cioè capire un po' quando lui sente di poter avere una qualità di vita
tale da essere degna di essere vissuta, appunto. E un'altra cosa che volevamo ottenere con l'ideazione di questi eventi è quella di far uscire i proprietari di cani disabili, o meglio i familiari di cani disabili, da quell'atteggiamento istintivo che si assume nel tentativo di proteggerli fino a diventare iperprotettivi. Questo finisce spesso per chiudere i cani dentro un guscio di noce che alla lunga, più che proteggere, spegne la vita che c'è in loro. Quindi dare a loro, come dicevo prima, un campo espressivo, la possibilità di fare una vita il più possibile normale, spesso li porta a ritrovare appunto la voglia di esistere, di stare con gli altri, Francesco, voi che vivete a stretto contatto con le associazioni, quanto è importante il supporto dei volontari? Assolutamente, i volontari giocano un ruolo importantissimo, perché questi cani a volte si trovano raccolti dalla strada in queste condizioni, quindi si trova davanti alla scelta magari del veterinario di dover prendere una decisione. A volte i comuni non prendono in carico il cane e quindi ci sono i volontari che vanno in supporto e garantiscono le cure, come stiamo vedendo, e a volte garantiscono anche una seconda possibilità a loro. Io volevo chiedere a Simone, ma questi carrellini li costruisci solo tu in Italia? O no, in Italia ci sono anche altri produttori, io li costruisco da tanti anni e cerco di farlo nel miglior modo possibile per loro. Per me è proprio, oltre che un lavoro, è proprio la mia vita. Quindi li vendi anche, ovviamente, immagino, attraverso internet, online? Sì. Ma cosa serve per fare un carrellino di questo? Cioè, chiaramente è adattato al tipo di cane. In ogni caso, per esempio, vediamo prima Logan aveva un arto rigido a destra e l'arto molle a sinistra, quindi in quel caso si devono prendere dei provvedimenti, delle accortezze, quindi ogni caso è a sé, quindi va studiato un prodotto che serve sia il peso magari dell'animale, la peso, misure, problemi che hanno. Ci sono razze che vanno da bassotto, che è molto basso, a un Doberman e a un Alano, che sono cani completamente, morfologicamente completamente diversi. Certo, perché poi devono avere, no? Ma io ho visto all'interno del sito anche foto di galline, conigli, gatti, tartarughe, cioè col carrellino. Il carrellino. Per esempio questo cane che abbiamo qui, questo Mistica, è in attesa del suo carrellino. Mistica avrà il suo carrellino e quindi chiaramente se verrà adottato col carrellino. Mi impegno a farle il carrellino. Dai, ricordiamo questo nome. Inquadriamola, facciamola vedere, è bellissima, dolcissima, è stata per 15 minuti così ferma, accucciata a prendere coccole ed è in cerca di una famiglia, e quindi facciamo rivedere il numero in sovrimpressione per anche quello di prima, poter... Logan. Anche Logan, assolutamente sì. Che è un cucciolo, anche se Logan diciamo... quanti mesi ha? 6 mesi. Ah, quindi è un cucciolo anche lui. Sì. Luca, se riusciamo nell'intento, la buona notizia si trasforma in un'ottima notizia. Anche in due buone azioni. Allora, dico, io questa storia è veramente straordinaria, perché l'affetto diciamo, per gli animali è, come dire, incommensurabile. Spesso anche le famiglie, no, con i figli non negano l'affetto a un animale domestico, anche perché poi il beneficio che porta dentro casa un animale, un cane o un gatto o qualunque altro animale domestico è certamente impareggiabile. Però è chiaro che avere un animale di questo è davvero un sacrificio anche per le famiglie, quindi con la vostra azione, se riuscite ovviamente ad aiutare chi adotta, certamente è come dire, un buon biglietto da visita per voi, è certamente una buona azione che fate voi. Cosa volete suggerire, diciamo, a chi si spaventa invece ad adottare o a prendere? Perché molto spesso questi sono, l'avete detto, no? Animali che vengono investiti, animali che subiscono traumi, che vengono aggrediti anche da altri cani, quindi molto spesso poi rimangono, no, nei canili, rimangono in alcune zone così abbandonati. Ecco, cosa suggerite voi? Perché c'è un effetto emotivo, no? Che è quello dell'istante, no? Poverino, accogliamolo. Poi però... Invece sono cani che a me per esempio ogni giorno insegnano la resilienza, la forza, il modo di affrontare la disabilità, che è una cosa che
a volte agli umani serve, che magari gli umani si fanno molti più problemi emotivi, il cane affronta la disabilità con una resilienza particolare e a me lo insegnano ogni giorno. E devo dire che un cane disabile comunque ti arricchisce la vita. Io da ex proprietario di cane disabile e lavoro ogni giorno con i cani disabili e lo posso garantire che il vedere come affrontano la quotidianità a volte non si fanno veramente limiti. Anche Simone ha avuto un cane disabile, ha gestito un seguito, cane ha gestito un cane disabile, disabile. sì, Qual è cosa ti ha lasciato? Come diceva anche Francesco, lasciano tanto e quello che ci insegnano è appunto che spesso i limiti sono più una condizione mentale che non una barriera fisica e loro senza spesso le complicate sovrastrutture anche emotive che abbiamo noi umani, in maniera più diretta, più sincera, ci dimostrano come appunto ci si può adattare anche a condizioni che si pensano come insopportabili. Adattare e integrare, che è un aspetto fondamentale, sia con altri cani che soprattutto all'interno di famiglie, anche con bambini mi raccontavate, no? Sì, assolutamente sì, e poi non bisogna credere che vivere con un cane disabile possa essere particolarmente complicato, anzi per certi aspetti forse è più semplice gestirli rispetto a cani cosiddetti normodotati. Ma perché hanno il pannolino? Questo dipende dal tipo di disabilità che spesso per esempio comporta la perdita del controllo sfinterico, quindi insomma non controllano quindi diciamo deiezioni. La classica passeggiata, andiamo a fare i bisognini fuori, diventa non si sa quando. Cambio il pannolino. Cambio il Certo, pannolino. Diventa cambio il pannolino. Può capitare anche che succeda in casa, eccetera, ma chi vive con un cane disabile poi facilmente prende le misure rispetto a questa situazione. Luca, allora, mi sa salutiamo, che il tempo di mistica è scaduto. Esatto, il tempo di mistica è scaduto, ci dette i tempi. Allora, grazie per questa bellissima buona notizia di oggi, quindi salutiamo i tuoi ospiti, salutiamo Francesco Messina, che è il costruttore di questi carrellini che si chiamano Drift Dog. Io non lo sapevo, ho imparato anche una cosa nuova. Salutiamo anche Simone Venuti, che è istruttore cinofilo che ovviamente insegna ai cani diciamo abili. Mi occupo di educazione e istruzione cinofila, appunto. Esatto. Di tutti i generi. Grazie. Ti terrò aggiornato, ti farò sapere se riusciremo. Abbiamo qualche secondo ancora. Allora, chiamate per adottare Mistica e Logan, l'associazione La Buona Stella. 351 988 6240. C'è Flavia dietro le quinte, spero di averla come ospite prossimamente. Fatemi una promessa: quando adotteranno questi cani, ovviamente uno, due, tutte e due, comunicatecelo e noi saremo lieti di dirlo e annunciarlo in trasmissione. Speriamo già la prossima settimana. Grazie a tutti, grazie anche ai telespettatori del Punto. Appuntamento a sabato prossimo, sempre qui su Telecolor. Buon proseguimento di giornata a tutti.